Buonasera e benvenuti all'edizione pordenonese del telegiornale di Telefriuli. Solo da questi giorni, a una settimana dalla somministrazione della seconda dose, potrà essere valutato l'impatto del vaccino anti-Covid sulla pandemia e sono pochi i casi di influenza rispetto al passato e per l'infettivologo Massimo Crappis il picco quest'anno potrebbe anche non presentarsi. A partire da questi giorni si potranno valutare gli effetti del vaccino anti-Covid sulla pandemia. Lo afferma il responsabile di malattie infettive dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, l'infettivologo Massimo Crappis, che ieri ha ricevuto la prima dose di vaccino. Essendo stato contagiato in passato, infatti, ha dovuto attendere un mese per la somministrazione. Mi sono vaccinato perché la vaccinazione è l'unico strumento in questo momento che noi abbiamo per cercare di evitare il contagio con il Covid e in questo modo ridurre la circolazione del virus. In questo momento non possiamo ancora dire se abbiamo ottenuto questo obiettivo, perché la immunizzazione del vaccino parte da una settimana dopo la seconda dose. Noi dobbiamo pensare che la vaccinazione è partita i primi giorni di gennaio e quindi adesso si stanno compiendo le seconde dosi. Ci attendiamo che il beneficio lo avremo da questi giorni in poi. Pochissimi casi di influenza venuti all'attenzione delle strutture sanitarie grazie alle precauzioni anticoronavirus e una campagna vaccinale che ha riscosso più successo rispetto al passato. Nonostante l'inverno non sia ancora finito, si spera che il picco influenzale possa per quest'anno non presentarsi. Perché ancora c'è il Covid? Perché purtroppo avendo una popolazione vergine, come si suol dire, cioè che non ha incontrato il Covid se non in piccola misura, i casi ancora si propagano. In più c'è anche una competizione tra virus e quindi il Covid probabilmente la fa da padrone rispetto agli altri, però a livello complessivo le norme stanno riducendo la circolazione dei virus respiratori. E l'infettivologo Massimo Crappis ha fatto il punto anche sulla situazione delle strutture sanitarie del Friuli Occidentale che, nonostante i numeri del Covid siano in calo, restano sotto pressione. Sentiamolo. A proposito di pandemia, com'è la situazione in Friuli Occidentale sia dal punto di vista della pressione sulle strutture sanitarie sia da quello dei contagi? Purtroppo la situazione è ancora, di una pressione importante, meno per fortuna che degli ultimi 15 giorni, c'è un trend in calo, un calo però molto lento. Consideriamo che siamo arrivati ad una puntata massima di 200-210 pazienti ricoverati in ASFO per Covid, adesso siamo sui 160, quindi diciamo che lo vediamo come un miglioramento, ma consideriamo anche che siamo comunque a molto più di quella che sarebbe la capacità recettiva dell'ASFO, quindi in questo momento la pressione è ancora alta ed ecco che quindi l'invito che noi costantemente facciamo è quello di comportarsi con un grande senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini, perché a prescindere poi dalle zone rosse, arancione e gialla, adesso siamo gialli, ma dobbiamo ancora pensare che la pressione è ancora forte sul sistema sanitario. E passiamo dunque al consueto report sul coronavirus. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.215 tamponi molecolari sono stati rilevati 192 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,68%. Sono inoltre 779 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 66 casi, pari all'8,47%. I decessi registrati sono 21, ai quali se ne aggiungono 5 pregressi afferenti al mese di gennaio, 5 le morti nel Friuli Occidentale. I ricoveri nelle terapie intensive sono 61 e quelli in altri reparti sono 579, numeri riferiti dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Passiamo alla cronaca. I carabinieri di Polcenigo hanno denunciato un uomo e una donna di Roncade per aver acquistato su Amazon beni per 1.350 euro con una carta di credito rubata. L'uomo è stato accusato anche di spaccio di eroina.
Avevano acquistato occhiali da sole, borse, profumi e un monopattino con una carta di credito rubata a Polcenigo. Denunciata dai carabinieri una trentenne di Roncade e il convivente 32enne, accusato anche di spaccio di eroina. I fatti risalgono al 9 agosto, quando l'auto della coppia, a bordo della quale c'era anche la figlia, si era fermata nel distributore Agip di via Pordenone a Polcenigo per il rifornimento di carburante. La coppia poi era andata al parco San Floriano. Frattanto, una 35enne del posto aveva riempito una tanica di benzina, dimenticando però su una colonnina il portafogli, poco dopo ritrovato proprio nel parco San Floriano sotto una siepe dal quale mancavano 30 euro e la carta di credito. Dalle indagini condotte dai carabinieri di Polcenigo e coordinate dal PM di Pordenone Federico Facchini è risultato che la carta era stata utilizzata per acquistare 13 prodotti su Amazon per un importo di 1.350 euro. Tra i beni comprati, in parte consegnati in un punto di ritiro a Roncade, in parte a casa della coppia, c'erano 4 paia di occhiali da sole griffati, 4 borse da donna, biancheria intima, profumi e un monopattino per la bambina. I due avevano cercato di fare anche altri acquisti pari a 1.490 euro, non andati a buon fine perché intanto la carta era stata bloccata. Grazie alla videosorveglianza del distributore, delle strade di Polcenigo e alle verifiche di Amazon, incrociate con i commenti della coppia sui social, gli uomini dell'Arma hanno ottenuto un decreto di perquisizione personale e domiciliare per i 2 indagati, nella cui abitazione sono stati trovati quasi tutti i beni illecitamente acquistati. Da qui la denuncia per furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito. Inoltre, nella disponibilità del 32enne, che avrebbe materialmente rubato il portafogli, sono stati rinvenuti 5 grammi di eroina, un bilancino e 450 euro in contanti. Per lui è quindi scattata anche la denuncia per detenzione a fini di cessione illecita di sostanze stupefacenti. Perquisita anche l'abitazione di un 27enne albanese indagato per concorso nell'indebito utilizzo della carta di credito, dove sono stati trovati i riscontri relativi al reato contestato. L'uomo, a cui sono stati sequestrati 2 grammi di marijuana, è stato segnalato al prefetto di Treviso quale consumatore di sostanze stupefacenti. Servono stabilità e certezza. È impensabile per i commercianti vivere con il fiato sospeso ogni settimana in attesa del colore di riferimento, a dirlo il presidente di Ascom Pordenone Alberto Marchiori. Il ritorno in zona gialla per il Friuli Venezia Giulia è un traguardo, ma adesso serve stabilità. Lo chiedono i commercianti, stanchi dal dover aspettare con il fiato sospeso ogni settimana per scoprire quale sarà il loro destino. Serve certezza, serve tranquillità, serenità, quello che un governo non ha saputo darci in tutto questo periodo della pandemia, perché è un, come dire, cercare sempre dei rimedi all'ultimo momento, dare la notizia all'ultimo momento, sembra di giocare il terno al lotto, non sai mai cosa devi fare. Per un imprenditore che ha degli investimenti, che ha dei dipendenti, non si può scherzare, hanno delle spese fisse, gli affitti, non sanno più come tirare avanti. L'incertezza crea danni enormi per l'economia e per il paese e per le imprese. Marchiori chiede stabilità anche alla politica e mette in luce come il rischio di povertà possa annoverare sempre più persone. In Europa il livello di povertà oggi, il rapporto è 1 a 5 e prevalentemente donne. Ecco, questo è un dato che dovrebbe fare pensare tutti, al di là di tutti i rinvii, licenziamenti, eccetera. Poi resteremo senza imprese e senza posti di lavoro. Le soluzioni vanno trovate subito e con testa. Andiamo a Pordenone. L'immobile, ex Cattolica Assicurazioni, in viale Marconi, disabitato dal 2008, sarà integralmente restaurato dal gruppo Zanzuri, che ne ha acquistato la proprietà. In programma spazi commerciali e residenziali. Il comune, che sta riqualificando la via, applaude all'iniziativa del privato. Mentre prosegue la riqualificazione di Viale Marconi a Pordenone, accanto al comune scende in campo il privato. Il gruppo Zanzuri, proprietario dal maggio scorso dell'edificio ex Cattolica Assicurazioni, disabitato dal 2008, restaurerà l'immobile dal punto di vista energetico e sismico, anche sfruttando il superbonus edilizio. Grazie al progetto dello studio Farinelli saranno restaurati il piano terra, destinato a locali commerciali, 5 piani residenziali per 15 nuovi appartamenti in classe A e un giardino pensile in alto. I lavori potrebbero partire a fine primavera. Siamo rimasti molto colpiti e molto contenti ovviamente di questa iniziativa del privato, che ha confermato appunto che laddove la pubblica amministrazione interviene con degli interventi di riqualificazione urbana, il privato è più stimolato ovviamente a investire sulla proprie proprietà e a trasformarle, a rigenerarle. In questo caso l'edificio tra l'altro era abbandonato da tanti anni ed è molto bello, ed era veramente un peccato che restasse in queste condizioni, quindi davvero siamo molto contenti.
Un ulteriore tassello verso il ritorno all'antico splendore di uno dei viali più importanti della città, sul quale il Comune ha scommesso fortemente. Il nostro intervento di riqualificazione, non solamente viaria ma anche estetica, sta portando nuovi insediamenti. Alle attività commerciali già insediate si aggiungeranno tra poco un nuovo negozio di mobili stabile per 166 metri quadrati ed anche un'agenzia di viaggio a cui auguriamo buona fortuna visto il momento. Quindi quando investe il pubblico anche il privato ti segue. Ci spostiamo a Porcia, un birrificio e pub annesso aperti in tempi di Covid, investendo sul territorio e creando occupazione. Succede al confine appunto tra Porcia e Pordenone, dove la nuova struttura è sorta al posto di una storica torneria. Aprire un birrificio con annesso pub in tempi Covid non è impresa da tutti, ma lui, Paolo Costalonga, assieme a 2 soci non si è tirato indietro e a Porcia, al confine con Pordenone, ha realizzato la nuova struttura, garantendo anche nuovi posti di lavoro. Da una parte produzione e imbottigliamento, 5 tipi di birre naune e una sesta in arrivo, dall'altra il pub. È una delle tante sfide per aprire un'azienda fondamentalmente in Italia. Il birrificio ha la potenzialità di produrre 1000 ettolitri anno e la parte della produzione sarà destinata alla vendita al canale Oreca, l'altra parte sarà destinata ai privati che vorranno venire a comprare bottiglie direttamente nel sito produttivo, un'altra parte per la somministrazione nel pub. Oggi il taglio del nastro alla presenza delle amministrazioni di Pordenone e Porcia e di Ascom. La struttura inoltre ha avuto il pregio di sorgere al posto della storica torneria Pignat. Sono stati veramente molto bravi i 3 soci che hanno aperto questo birrificio a Porcia. È stata un'operazione interessante perché è stato recuperato un edificio artigianale dismesso da molti anni, quindi quello che si chiama, hanno fatto una rigenerazione urbana, hanno recuperato tutta la struttura e hanno recuperato moltissima parte dell'arredo, quindi anche dal punto di vista urbanistico per il Comune di Porcia è un esperimento interessante. Sono certo che dall'entusiasmo che ci hanno messo che sarà un successo. Il nostro telegiornale termina qui, l'appuntamento è per domani sempre alle 20:45. Vi lascio in compagnia dei programmi di Telefriuli. Grazie di essere stati con noi, buona serata.